No, io volevo invece dire che è veramente un piacere e addirittura un onore presentare la seconda edizione di Mille Voci napoletane. Mille Voci, sì, sarei giusto in Guarda quanto... che la decisione più azzeccata da parte del nostro regista a scegliere te, perché Sì. chi meglio di te, che tu conosci più di Mille Voci. Sì, il problema è che io sono romano, non sono napoletano, qui è Mille Voci napoletane. No. Qui casca l'asino, perché io ti ho visto imitare i grandi e famosi personaggi napoletani. Vabbè. Ne prendiamo uno a caso. La mia prima imitazione, che tra l'altro mi ricorda molto il nostro regista, Ah, sì? che dico è Gianni Turco, e mi ricorda un film, un turco napoletano, perché lui Ha fatto la battuta, è napoletano. battuta. Alla faccia del Forse Totò bicarbonato di pensava sodio. proprio... Esatto, giustamente. Pensava proprio a turco, mi sa. E appunto dico, ma soprattutto è napoletano, un napoletano doc, a prescindere. A prescindere. A prescindere da questo discorso, io però vorrei dire subito che questa è la prima di 3 puntate in cui saranno interpretate le canzoni napoletane, quelle famose nel mondo, che sono intramontabili, Gli evergreen. sono sempre verdi, e infatti non a caso vedi la cartellina. Io invece sono intonata con la tua giacca. Esatto, perfetto. Però prima di entrare nel vivo della trasmissione, possiamo dire che questa edizione è dedicata a un grande artista, poliedrico, cantante, attore, persino organizzatore. Devi sapere che appunto un artista a 360 gradi. Hai detto bene. Gianni Turco, il nostro regista, è suo cugino. Pensate, e lui i primi passi li ha fatti proprio grazie all'organizzazione di spettacoli, di feste di piazza, di questo grande artista che risponde al nome di Rino Gioielli. Esatto. Rino Gioielli purtroppo ci ha lasciato un anno fa circa, e sono venuti qui comunque a ricordarlo, sua moglie Rosaria e suo figlio Pino Gioielli. La signora Rosaria, piacere. Buonasera. Piacere, Pino. Allora, Pino, parlo con te, siamo praticamente coetanei, e ci vuoi ricordare un pochino, un veloce riepilogo? So, è difficile perché è una carriera talmente vasta. Papà ha cominciato nel 1956 con la compagnia di Gino Maringola nello spettacolo Lazzarella. Poi man mano, era giovanissimo, si è fatto le ossa e incominciava a cantare le feste di piazza, sponsali, eccetera. Poi all'inizio degli anni 60 venne chiamato da Edoardo De Filippo, poi entra nel mondo della sceneggiata, con la quale fa una stabile al Teatro 2000, all'inizio degli anni 70, quando si faceva la sceneggiata d'autore. E papà era un ottimo interprete della canzone di Giacca. Perché La canzone di Giacca? La canzone di Giacca. Ce la posso fare pure io? Perché c'è la giacca. Cioè, la canzone di Giacca. Tutti quelli che hanno la giacca. Le canzoni di Giacca sono quelle lì che sono più interpretate che cantate. Quando all'inizio del secolo ci stavano le canzoni di Giacca che venivano cantate da Pasquariello, Maldacea, tra una canzone e un'altra si andavano a mettere la giacca. Quando cantavano questa canzone così impegnata, si andavano a mettere la giacca, perché comunque la giacca indossava e dava una figura di un uomo positivo, perché la canzone di Giacca la cantava un uomo che affrontava una situazione che si diversifica molto dalla canzone di Mala. Una cosa canzone di Mala? Sì, perché no, pensavo alla canzone di Mal. Io ero rimasta alla canzone di Mal, ma di Mala. Sì, no, vabbè, perché ci sta una grande differenza tra la canzone di Mala, che ha avuto successo negli anni 70, e la canzone di Giacca, che è intramontabile. C'è proprio tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. È un uomo di polso. Sì, un uomo di polso che affronta le cose per una giusta causa, diciamo un Robin Hood napoletano, in poche parole. Ho capito. Senti, non a caso noi abbiamo questa scenografia, abbiamo scelto questa, ecco, quest'immagine, questa galleria. È una galleria che tu conosci bene, immagino. Ci sono cresciuto in questa galleria, Umberto I. Venivo tutti i giorni con papà. Questo diciamo che era un poco il collocamento degli artisti, dove quando all'inizio di ottobre si organizzavano le compagnie, si riunivano tutti gli artisti
E allora, mo lo dico in napoletano, allora il capocomico diceva, tu quest'anno stai conmigo? No, ma tengo una parola da cucchino. Faccio la traduzione? Sì. Tu quest'anno stai con me, poi lo scorso anno Sì, io oppure per provvederò. esempio, sai, si diceva sì, anche poi? come una squadra che si deve comprare un calciatore, allora tu qui sei il miglior comico, stai con me, no, ma tengo, c'ho una parola con quello, poi vediamo, poi Che c'era molto rispetto comunque, tra sì, queste... ma comunque in sé per sé già la galleria era un teatro. Ha avuto i suoi momenti clou dagli anni 50, anni 60 fino agli anni 70. Poi venendo a decadere i grandi che frequentavano la Piano galleria, piano si è adesso sono solo i negozi. Un punto per i Sempre meno turisti. artistico. Sì, te lo dico, era il Una- collocamento degli artisti. Senti, un ricordo in particolare di tuo padre artistico e uno invece, diciamo, in famiglia. Ma preferisco più prima ricordarlo in famiglia. Papà, io ho vissuto in Simpiosi, 52 anni, la mia età, con papà. Quindi quando è venuto a mancare il 25 ottobre dell'anno scorso, scusa, con uno sfogo personale, mi sono trovato senza gambe, come mia mamma, i miei fratelli, mia sorella, eccetera, eccetera. Artisticamente ho vissuto quello che papà ha saputo dare e abbiamo goduto noi, figli, mia mamma, perché quando ero piccolo e dicevano che mio papà passava con Cino Bramieri, con Nino Taranto, con Luisa Conte. Grandi nomi. Sì, poi ha fatto tanti sceneggiati negli anni 60, Peppino Girella con Edoardo, poi con Ugo Pagliai, con Mare Luttolo, con Franco Ingrassia, faceva anche il comico. E l'ultimo lavoro che ha fatto papà poi è stato dal 90 al 94 fino alla dipartita di Luisa Conte, la grande Luisa Conte del Teatro San Nazaro. Certo. E poi dopo l'ultimo lavoro che ha fatto papà è stato con Giorgio Albertazzi in L'Avvocato De Gregori, che poi è stato anche l'ultimo film di Giorgio Albertazzi con la regia di Pasquale Squitieri. Però nel frattempo è andata in Russia a fare uno Shakespeare napoletano di un docente universitario, il grande professor Ettore Massarese. Insomma, un grande artista. Sì. Don Gennarino, andate. La spingola. Una spilla. Una spazzola. Spilla e spazzola. Tengo vascia nakupate, prime scarpe di alluore, una sandana ingannacata, che dovai t'ha da guardare. Come a lume, staria fosse, Se permesso, a Gennarino. sende dicer bella cosa e vaccia dire. Io so Don Gennarino, come sta della scritta quadriglie, qua scarpe verde prate, io cappuccio in coppe 23. State che mi fai male, Zitto, non di no. che faccio? Ah, sorda così va. Dica nessuna femmina mi resiste. Ma che gli esce un cane presa, sienta. Quando amore ci si mette, quando niente a te guardare, che sto cuore si sentette una pugnuta. E che serve? Nada affetto. Non sia mai, non mi voglio indossare. Oggi l'uomo mi fa massare, chi mi fa fare? Assai Don Gennarino, dove sta di la scritta quadriglie, ma mazza in otto braccia, tutta c'è così terra con l'occhi. Tirai uno schiaffolato, senza un perché. Pensai che sto mi fa per me.
spinga le spartenze. Ma dispensa quattro sorte, serva prego e a nobiltà. Gennarina, non mi lotta. Ma se sa fa papà. Ad un duro, forse. Mentre io sto a guardare, Posso nimma parla che lascia a passeggiare. e a fianco a Gennarina che porta vestiti alla quadriglia, mi pare una regina. La gente guarda essa e guarda me. Se non sia mai, qualcuno me lo passa. Che nano, sangue arriva a te. Scassa sta faccia buloso. E così è bella, quando non mi ti sapere ogni specie di soddisfazione. Esce. Ma quando stai sotto braccia mia è come stesse sotto braccia la reggia nata d'Andalighiera. Mastro Raffaele, ratemi un occhio a Madonna. Prima di chiudere volevo sentire anche la voce di sua moglie. Ah, voglio dire una cosa, Ah. quella, lei non vorrebbe che Non lo vorrebbe- dicessi, ah. ma mia mamma nasce come cantante. Difatti si conobbero Io le a volevo un chiedere. concorso. Lo volevo chiedere a lei proprio, come vi siete conosciuti, che cosa ha conquistato, che cosa... Al teatro al Trianon Altri hanno. ci siamo conosciuti lì. E Lui che- faceva la sceneggiata. Conquistata subito. Sì, sì. Colpo di fulmine. Io mi sono innamorato su, e pure lui, ci siamo subito innamorati. Però posso dire un aneddoto che lei mi ha sempre detto. Mia madre si stava truccando, papà andò per dite e le diede un bacio. Se non fosse stato per quel bacio io non sarei qua. Galeotto siamo e sul contenti. bacio. Sì, sì. Bene, io veramente... No, comunque io vi ringrazio mio zio che mi ha dato la possibilità. Lui ha ricordato un suo fratello, io ricordo mio padre, ce l'ho nel cuore e è stata una bella Grazie. emozione. Beh, è stata una cosa grande. Grazie. Ecco, Questo omaggio è per la per signora. la signora, grazie. logicamente i fiori li abbiamo riservati a lei. Va bene ugualmente? grazie. Soddisfatto? Va bene. Vi ringraziamo. Io vi ringrazio Grazie. per aver ricordato Grazie la a figura voi, di mio padre. grazie. Io lo sento sempre vicino e lui sarà grato a suo cugino e a voi. E grazie dell'emozione, perché quando parlo di papà io mi emoziono sempre. Lo Anzi, mi vedo, sono trattenuto lo vedo. adesso. Sì, ma si legge. E proprio infatti questa questa emozione. edizione è Grazie. dedicata proprio al tuo papà. Grazie. Vi ringrazio Grazie anche a tutti, nome di grazie. mio padre che sta lassù e ci sta vedendo. Grazie. Ok. Grazie Pino, grazie signora Rosaria. Arrivederci di nuovo. Ciao. Allora, Bene, grazie. grandi emozioni, grande emozione, però veramente. adesso dobbiamo iniziare con altro tipo di Sì. emozioni, quelle a suon di Della musica. musica. Sì, e noi abbiamo la prima